Infine quest'oggi è stato presentato anche il Concertpal Tagliamente, l'iniziativa tra musica e sociale contro la Cimpellos in Quals Gemona, ma non solo, il servizio di Franco Terenzani. Un concerto friulano con tanti esponenti appunto della nostra musica, vorrà dire dove? Sull'Arzino no a questa possibile grande arteria, grande autostrada, la Cimpello Quals Gemona. Ecco, dire no in maniera concreta e in maniera indissolubile, insomma, è vero, è questo, almeno fino a questo momento. Direi che è proprio un no da questo punto di vista che non consente molte alternative. Dunque, la ragione intanto è proprio legata alla caratteristica del territorio, all'unicità del territorio e al fatto che sia ancora una parte del Friuli decisamente integra. Il Tagliamento è considerato proprio il fiume ultimo rimasto integro in tutta l'Europa e quindi il concerto è innanzitutto un'occasione per far vedere a chi non conosce questi posti di che cosa si tratta e quindi della bellezza dei posti. Poi naturalmente di rimarcare le ragioni che sono le ragioni di una contrarietà a devastare uno degli ultimi angoli che sono rimasti integri in regione. Devastare, perché voi parlate di devastazione? Devastazione perché il progetto prevede un'autostrada, quindi 4 corsie e quindi le 2 corsie poi di soccorso, di emergenza e tutta la larghezza alla fine è tale da consumare gran parte dell'area golenale, ma poi ci sono naturalmente tutte le opere d'arte, quindi viadotti, terrapieni, gallerie, ogni genere di infrastruttura che naturalmente impatta fortemente. E poi c'è naturalmente tutta la parte dell'inquinamento, perché così intanto significa rovinare il paesaggio e l'ambiente, poi significa rovinare la salute, perché i dati di inquinamento previsti sono dei dati molto pesanti.